La Lazio dei meno 9, il Cosenza dei meno 9. Entrambe in Serie B riuscirono a salvarsi con 9 punti di penalizzazione. Più facile per la Lazio, più facile per il Cosenza. Questo lo lascio stabilire a voi. Chiaramente il Cosenza si salvò con la regola dei 3 punti a vittoria, quindi in teoria più semplice, ma la penalizzazione la ebbe soltanto a campionato in corso e questo fu molto penalizzante al di là dei numeri. Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, come vi dicevo, il Cosenza dei meno 9 paragonato alla Lazio dei meno 9, ma il Cosenza dei meno 9 paragonato anche all'altro miracolo che vi ho raccontato qualche settimana fa, potete recuperare il video se non lo avete visto, di Alberto Zaccheroni a Venezia. Zaccheroni salvò una squadra praticamente retrocessa in Serie C come il Venezia del 91-92, tirandola su nel girone di ritorno. A Cosenza affrontò qualcosa di ancora più complicato. Parliamo del Cosenza 94-95, un campionato partito già in maniera incredibile dall'estate. Io me la ricordo benissimo quell'estate del 94 perché il Cosenza la visse in maniera abbastanza rocambolesca, perché nonostante si fosse salvata alla fine del campionato 93-94, in estate la Covisoc mette in discussione una serie di ricevute IRPEF di F24 ritenuti falsi o versati in ritardo o entrambe le cose. Ovviamente le retrocesse dalla stagione precedente, che sono Modena e Ravenna, sguinzagliano i propri avvocati, li praticamente catapultano nei tribunali a dire: oh, se hanno falsificato qualcosa fate in modo che vengano esclusi dalla Serie B, in modo che ripeschino almeno una di noi. Ovviamente il Modena vuole essere ripescato a scapito del Cosenza e Ravenna stessa cosa. Ovviamente in Italia non è che tu fai ricorso oggi e domani c'è la sentenza, tutto slitta, tutto ritarda. Io mi ricordo benissimo che uscì il calendario della Serie B e al posto del Cosenza c'era una X. Questa cosa me la ricordo benissimo perché c'era, non so, Perugia X, Salernitana X, perché non si sapeva se ci sarebbe stato il Cosenza o una tra Modena e Ravenna. Abbastanza singolare come cosa. Il 1° agosto tirano tutti un sospiro di sollievo, perché stanchi di aspettare l'esito dei ricorsi, il Cosenza viene iscritto al campionato e comincia anche un buon campionato, grazie soprattutto ai gol di Marco Negri, che poi molti di voi ricorderanno magari nel Perugia segnare tanto sia in Serie B che in Serie A, ma la sua vera esplosione arrivò in quel 94-95 a Cosenza. Il 6 gennaio, nella calza della Befana, il Cosenza, altro che carbone, ci trova 9 punti di penalizzazione. Perché? Perché la Commissione d'Appello federale accetta i ricorsi di Modena e Ravenna, ritenendo effettivamente false quelle ricevute del Cosenza, ma ovviamente col campionato a metà non può escludere il Cosenza e ammettere una tra Modena e Ravenna con la classifica già impostata. E quindi che cosa succede? Che il Cosenza viene penalizzato di 9 punti, passando dai 21 che aveva racimolato fino a quel momento ai 12 in classifica, il che significa che il Cosenza diventa penultimo davanti solo a Lecce, ultimo e quasi già retrocesso. L'ambiente protesta, ritiene ingiusta la penalizzazione, una parte si arrabbia, un'altra parte è praticamente demoralizzata perché crede che ormai raggiungere la salvezza sia impossibile. Tra l'altro è vero che ci sono i 3 punti a vittoria, ma nella mentalità, nella testa delle persone non è molto chiaro ancora che con i 3 punti, ad esempio, fare 2 vittorie significa avere 6 punti e scalare parecchio la classifica. C'è ancora la mentalità che rimontare sia molto complicato all'epoca, ci vorrà 1 o 2 campionati per cambiare mentalità, me lo ricordo anch'io questa cosa. L'unico a predicare calma è Alberto Zaccheroni, che nello spogliatoio ma anche in conferenza stampa dice una cosa molto semplice: noi abbiamo fatto una prima parte di stagione ottima, abbiamo raggiunto 21 punti, ce ne hanno tolti 9,
ma questo non significa che la squadra si sia indebolita. La squadra deve mantenere la concentrazione e giocare come ha giocato in questa prima parte, e vedrete che se riusciremo a mantenere calma e concentrazione, la salvezza non ci potrà sfuggire. Prima partita Cosenza-Pescara 1-1, non è un granché, il Cosenza viene rimontato. La seconda partita il Cosenza perde e insomma inizia a serpeggiare un po' di pessimismo in città e nell'ambiente. Zaccheroni continua a predicare calma e il Cosenza ottiene 5 vittorie consecutive che lo riportano a metà classifica. Aveva ragione lui, il Cosenza riesce a riorganizzarsi e anche grazie ai gol di Marco Negri che vi dicevo prima ottiene 5 vittorie consecutive e il 18 maggio del 95, dopo l'1-1 contro l'Atalanta, il Cosenza festeggia l'aritmetica salvezza con il 15° posto, 42 punti ufficiali, 51 reali effettivi fatti sul campo e 19 gol di Marco Negri nella classifica marcatori. Davvero un'impresa quella del Cosenza 94-95, che con una penalizzazione di 9 punti inflitta a metà stagione riesce tutto sommato ad ottenere una salvezza alla fine, poi abbastanza, non dico agevole, ma non soffertissima. Questa è la storia del Cosenza di Alberto Zaccheroni, che grazie a quella salvezza ottenne poi nell'estate del 95 l'ingaggio dall'Udinese e da lì spiccò il volo per una carriera molto molto brillante. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, io torno domani. Ciao!